al tempo di Grazia Deledda due correnti c'erano, uno era il decadentismo e l'altro era il verismo, tutte e due, diciamo così, connessi, tutti e due i movimenti connessi con movimenti che hanno la stessa etichetta in tutta Europa. Grazia Deledda non è ascrivibile né all'una corrente né all'altra, proprio perché lei aveva letture e una formazione fatta su romanzi che erano di ogni luogo, men che italiane. Le sue letture italiane erano pochissime, erano De Amicis, erano insomma pochissime in rapporto alle letture importanti che fece della letteratura francese e che sono esplicitamente presenti come riferimento nei suoi libri. E della Francia Grazia Deledda prese due correnti antagoniste e le fuse insieme. La corrente naturalista, che lei amava molto, Zola, ma aveva anche in mente tante letture che aveva fatto di Bourget, cioè del romanzo psicologico, quindi del romanzo che è per definizione antiverista e antinaturalista. Queste due correnti francesi, queste letture massicce da due poli della letteratura francese, in lei si amalgamano facendole ottenere dei risultati che sono solo della Deledda, solo suoi.